quando sarò lì tranquillo mi verrà. Confiderò sempre nel Signor, nei letti nell'ora del dolore, perché fedel amico egli è, che mi protegge e veglia su di me. Nel mio Signor vo sempre confidar, se è triste il dì, se è tempestoso il mar, se il buio vien e mi sostiene e mi protegge e veglia su di me. Forse il sentier nell'ombra un dì sarà, ma il mio pastor non mi lascerà, perché fedel amico egli è, che mi protegge e veglia su di me. Nel mio Signor vo sempre confidar, se è triste il dì, se è tempestoso il mar, se il buio vien e mi sostiene e mi protegge e veglia su di me. Nel mio Signor vo sempre confidar, se è triste il dì, se è tempestoso il mar, se il buio vien e mi sostiene e mi protegge e veglia su di me. Amen. Mettiamoci in piedi, apriamo la parola di Dio nel Vangelo di Matteo, capitolo 24. Abbiamo, in questo tempo stiamo studiando la carriera che ci è stata proposta. E questa carriera che ci ha proposto il Signore inizia dove abbiamo imparato? In croce, quando abbiamo accettato Gesù. Dove comincia la carriera? In croce, quando abbiamo accettato Gesù. Allora noi entriamo per la porta. Dove si cominciano le cose? Per l'inizio. E Gesù ha detto: io sono l'inizio, no? Quando cominciamo, da dove cominciamo? Dal mezzo, dalla fine o dall'inizio? Dall'inizio. E Gesù ha detto: io sono l'inizio, l'alfa, ma sono pure l'omega. Io sono il principio, ma lui ha pure detto che è la fine. E noi abbiamo già studiato l'inizio di tutte le cose, la caduta dell'uomo, abbiamo già studiato le dottrine bibliche, abbiamo parlato di diverse cose importanti per questo uomo nuovo che deve seguire, e oggi noi inizieremo parlando il testo del capitolo 24 di Matteo, che è il discorso profetico di Gesù, quando lui comincia a parlare della fine. Amen? E noi leggeremo oggi dal versetto 1 fino al versetto di numero 8. Dal versetto 1 fino all'8. Non so se già siamo in diretta. Siamo già in diretta? Salutiamo tutti che sono in diretta con noi. Ringraziamo il Signore per questa opportunità. Io vorrei invitare il diacono Maurizio per fare la lettura, questa lettura di questo testo, e lui parlerà bene, così capiremo tutti, e anche chi sta a casa. A volte noi per difficoltà della lettura, ma oggi abbiamo con noi il nostro diacono e siamo felici per la sua presenza e ci arricchirà molto con la sua partecipazione. Lui farà questa lettura dal versetto 1 fino al versetto 8.
pace del Signore Gesù a tutti. Amen. Saluto a tutti che sono su YouTube e ci stanno seguendo. E oggi parleremo della parola che in Matteo 24, dal versetto numero 1 al versetto numero 8, e così dice la parola. Ora, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà più pietra su pietra che non sarà diroccata. Poi, mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono di parte, dicendo: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il regno della tua venuta e della fine del mondo. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessun vi seduce, perché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, né sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine, affinché si solleveranno nazioni contro nazioni e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Alleluia, gloria a Dio. Il Signore Gesù ci sta parlando di questa diciamo, che lui andava, insomma, che i discepoli andarono con lui, no? E quindi ci sta dicendo che non è che lui verrà e verrà alla fine, ma quando avverranno queste cose, quindi terremoti e nazioni che si attaccheranno, non sarà la fine del mondo, ma sarà l'inizio. Allora il Signore ci sta chiedendo di ascoltare bene, perché verranno molti falsi profeti, e che bisogna ascoltare la sua parola. E quindi i discepoli si avvicineranno a loro, no? Come dice la parola. E quindi verranno molti, diciamo, come possiamo dire, sedurranno molti. E quindi dobbiamo fare attenzione anche a questi falsi profeti che verranno. Quindi ascoltiamo la parola di Dio che oggi ci sta dicendo di metterci in guardia, no? Di stare attenti e di osservare la parola di Gesù, come oggi noi stiamo facendo, e stiamo ascoltando la parola di Gesù e lo stiamo pregando, che ci dà dei bei insegnamenti, Signore Gesù, che ci aiuta a comprendere quello che dobbiamo fare e quello che Lui vuole per noi, perché Lui è venuto a salvarci. Quindi Lui è venuto in croce ed è venuto a togliere i peccati di tutti noi e di condurci in una vita giusta e corretta, che poi Lui verrà e ci porterà nel cielo, perché poi la Chiesa verrà
diciamo rubata, come c'è scritto nelle scritture, rapita, scusate, verrà rapita e ci porterà nel regno del cielo. Alleluia, gloria al Signore Gesù. Amen. Quindi ringraziamo il Signore Gesù questa sera di queste parole, di questo aiuto che ci dà a perseverare e stare sempre nella parola di Dio e ad ascoltare sempre la parola di Dio, che ci condurrà sempre nelle acque quiete e nelle cose giuste. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Ecco, abbiamo fatto la lettura biblica, ora noi faremo una preghiera. Vorrei dire ai fratelli che noi siamo in un proposito di preghiera, ma Dio ha messo nel mio cuore da tanto tempo di iniziare un culto di preghiera. Noi abbiamo già avuto qui questo culto di preghiera, che era la mattina, nel 2019 avevamo questo culto, ogni martedì era, ci riunivamo di martedì, la mattina, la mattina, ogni mattina di martedì eravamo qui in digiuno e preghiera. E noi torneremo con questo proposito. Ora siamo in una campanha di risveglio, ma dopo che finirà la campanha di risveglio, noi partiremo, se Dio vorrà, con questo culto di digiuno e preghiera mattinale. E quindi qua a Firenze, a Scandisce è nel sabato. Che sabato? A Scandisce è nel mercoledì. Ogni mercoledì c'è questo culto di preghiera a Scandisce e noi faremo anche qui. Stiamo organizzando alcune cose perché ci sarà una persona responsabile, perché io non posso fare tutto, né io né Priscilla, e quindi sarà una persona responsabile per questo culto. Ma domenica nel culto di missione che sarà qui, noi metteremo su quadro il programma del mese di settembre, con tutte le date, con tutti gli orari, con tutte le cose, e ci sarà anche su social della Chiesa, ok? Quindi prepariamoci per avere questa disponibilità quando possiamo di avere una mattina libera, chi lavora, di venire a pregare. Io vorrei invitare la missionaria Josiane per fare questa preghiera, che noi siamo in questo proposito, che è il proposito del risveglio spirituale. Glória a Deus. Pace tutti. Pregamos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Queremos Te agradecer por esta manhã, Senhor, que passamos ali, Senhor Jesus querido, meu Pai, Te adorando, exaltando, pedindo as Tuas misericórdias, Senhor, para a vida de cada um de nós. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Quantos, aleluia, estão sem forças. Quantos, Senhor, gostaria de estar aqui, até disse que vinha e não estar aqui, não veio, Senhor. Mas Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que renova a força, as forças daquele que não tem nenhum vigor. Meu amado Salvador, assim diz a Tua palavra. E diante, Senhor Jesus querido, meu Pai, da Tua palavra, nós estamos clamando a Ti, Jesus, por esses que estão nessas situações. Senhor, nessa situação, renove as suas forças. Jesus querido, meu Pai, multiplique a sua fé. Jesus, tudo isso faz parte, Senhor, de um renovo espiritual. Meu amado Salvador, queremos mais de Ti. Queremos ver o Teu poder, Jesus. Queremos ver, Senhor Jesus, amados crentes avivados à Tua presença. Queremos, Senhor Jesus querido, meu Pai, ver os nossos irmãos com força, com vigor, com saúde espiritual e também física. Meu Pai amado, derrame do Teu poder.
Jesus, visita eles agora, Deus. E fale aos seus corações, lhe dê forças, Deus, para resistir, Senhor, ao diabo. A tua palavra diz, Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ajude, Senhor Jesus amado, para que nós possamos estar somente olhando para ti. Que o nosso desejo, o desejo da nossa alma seja te agradar. Senhor Jesus querido, para que nós possamos, meu Pai, estarmos de atalaia, Senhor. Assim como aquelas 5 virgens prudentes que estavam ali prontas, pronta com as suas vestes brancas, com o seu azeite, com a sua vasilha cheia de azeite. E quando aquelas que vieram, Senhor Jesus, pedi-la, para que, mas sabemos, Senhor, que é pessoal. Senhor, a salvação é pessoal. Temos que buscar em ti, Senhor, não buscar nas outras pessoas. Temos que pedir a ti, Senhor, está de atalaia, está com os ouvidos atentos para ouvir a trombeta soar. Prepare, Deus, a tua igreja, Senhor, para estar de pé, com seus ouvidos sensíveis, a ouvir a trombeta soar, Senhor. E o que será, Jesus, daqueles que vêm para a tua casa, que diz que é crente, que crê em ti, Senhor, e não vão subir. Meu Pai amado, e a tua igreja estará aqui de pé para orar, Senhor Jesus amado, por um avivamento, Senhor Jesus, na vida dos nossos irmãos que estão nessa situação, olhando e desejando para o mundo. Olhando, Senhor Jesus, as riquezas deste mundo, quando a tua palavra diz em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Nos ajude, Senhor Jesus querido, a olhar, Senhor, para ti. Jesus, desperte a tua igreja, Senhor, para que estejamos prontos para ouvir a trombeta soar. Que nós estejamos prontos, Senhor Jesus amado, com os dons espirituais. Que o mundo possa, venha em nós a diferença. Que o mundo possa ver em nós a tua presença, Senhor Jesus querido, no nosso andar, no nosso falar, no nosso proceder, meu Pai amado. Que possamos dar testemunho, Senhor, com a nossa vida, quando muito não podemos falar. Jesus querido, Jesus, mas sabemos que podemos orar e o teu Espírito Santo é quem convence. Oh, meu Pai, aviva a tua obra aqui na Itália, Jesus. Aviva, Senhor Jesus amado, que haja um avivamento em todas as bases, Senhor, missionária aqui na Itália. Jesus, veja cada um dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, diáconos, dos nossos irmãos. Senhor Jesus amado, que haja poder do céu na vida dele, no seu falar, no seu agir, na sua atitude, meu Pai, que haja poder, milagre, prodígios e maravilhas. Meu amado Salvador, a tua igreja precisa desse poder, a tua igreja necessita, meu Pai. Diz, Senhor, está pronta, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, derrame do teu poder, aviva a tua obra aqui, Senhor Jesus amado, continua com tuas mãos estendidas, meu Pai, nos capacite com teus dons espirituais, nos ajude, Espírito Santo, a produzir na nossa vida as virtudes do fruto do Espírito, para que nós possamos ser cheios da tua graça, ser cheios do teu poder e também subir para morar contigo no céu. Continua conosco, Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gracia, gracia,
la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Fratelli, in questo momento noi faremo la raccolta delle decime e delle offerte. Che Dio ti benedica, che Dio ti aiuti a essere fedeli, perché il Signore è fedele. Lui è sempre fedele. Amen? Glória a Dio. Vorrei invitare la sorella Jéssica per fare un cantico. Mentre lei canta, noi faremo la raccolta. Vorrei invitare il nostro operaio Wallace per fare questa preghiera, per le offerte. Lui verrà a fare ele vem fazer a oração. Vieni a fare la preghiera, per favore, ringraziando il Signore per questo fatto. Saluta la Chiesa com a paz de Deus. Pregamos. Senhor Deus, te agradecemos por esta noite estar aqui entre os irmãos, louvando e te adorando no seu santo nome. Ó Pai, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. A paz a tutti. Louvamos a Dio, número 26. Viva Cristo, eterna riqueza, rude culto, arca de salvezza, la sua luz me conduce a perfeita santità. Viva Cristo, roca minha dileta, vera mana, verità perfetta, só se cura eu sei contento, lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro em vita e dopo morte. Mi consola la parola, santa e pura, Deus seu amor. Viva Cristo, alto mio risetto, dai fedeli ancora benedetto, il suo bene mi sostiene nella notte di guagiù. Viva Cristo, condutor de santi, em convito, em vivo tutti quanti, guio eletti, benedetti, dall'eterno suo Evangelho. Amém. È così. Nessuno desprezi i giorni delle cose piccole. Quando un bambino nasce, è piccolino, che prendiamo con due mani, no? Ma di alla mia mamma di prendermi oggi con due mani. Riesce? Perché la legge della vita, sa qual è? È che tutti devono crescere. E la Bibbia dice che dobbiamo crescere in grazia e in conoscenza. Amen? Gloria a Dio. Io vorrei oggi iniziare questo tema che parla del discorso profetico di Gesù. È vero che durante il percorso che faremo, noi parleremo dell'antico, parleremo delle 70 settimane di Daniele e tanti altri temi temi escatologiche,
che ci rimette alla fine, perché come ho detto Gesù ha detto che è il principio ma è anche la fine, che lui è l'alfa ma è anche l'omega. Amen? Quindi oggi noi parleremo di un discorso che tocca ai religiosi, tocca ai frequentatori di chiesa, perché quando Gesù inizia nel capitolo 5 di Matteo, lui parla ai giudei. Infatti la lettera, il Vangelo di Matteo è stato scritto con un proposito di raggiungere i giudei, gli ebrei, quelli che conoscevano la legge. Infatti nel testo di Matteo troveremo diverse volte Gesù confrontando i farisei, e quindi è un testo che c'è molto dell'antico, però Gesù in questo Vangelo ci fa capire che lui è stato sempre presente dal principio fino adesso. E interessante è che Matteo inizia con la genealogia. Tante persone non piace studiare la genealogia, come se fosse una perdita di tempo. Ma Matteo inizia proprio con la genealogia di Gesù, rimettendo il suo discorso al Signore che è da sempre, non da quel momento che è nato dalla Vergine. No. Lì è stato solo un compimento della promessa, la manifestazione del Figlio di Dio venuto incarnato, 100% uomo e 100% Dio. Se non fosse 100% uomo non poteva essere crocifisso e noi non eravamo salvati, perché Paolo ha detto: dove è morte la tua vittoria? Perché Paolo ha detto così? Perché Gesù ha vinto la morte, e perché vincesse la morte ha dovuto morire, ma la morte non ha potuto trattenere Gesù. Amen? Quindi questo è una piccola introduzione di quello che noi parleremo. Gesù si è preoccupato molto di inculcare, ma impronare in noi il suo regno, perché il regno di Dio non nasce all'esterno quando si apre una chiesa, no. Il regno di Dio è promosso tramite chi ha ricevuto Gesù Cristo come Salvatore. Un esempio: io sono venuto in Italia, c'era già un gruppo, ma ci sono persone che aprono una chiesa o che iniziano una missione, un'opera, ma può fare questo perché il regno di Dio è già nato nel suo cuore, perché il regno di Dio, la parola dice che non è né cibo né bevanda. La parola dice che il regno di Dio non è di questo mondo. La parola dice che il regno di Dio non avrà mai fine, ossia è eterno. Quindi, quando questo regno nasce nel nostro cuore, tramite la fede in Cristo Gesù, perché nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, è Lui la via, la verità e la vita. Quindi, se non è Gesù, non esisterà il regno di Dio per noi. Esiste per Lui, ma per noi non esistirà, perché noi non saremo partecipi. L'unico modo di fare parte del regno di Dio è tramite Gesù Cristo, suo Figlio unigenito. Questo regno è già stabilito. Quando noi pensiamo che questo regno in questo momento è in corso di costruzione, è in costruzione, è un inganno, perché questo regno è già pronto. Dove è la costruzione? In noi. È tutto già pronto. Amen? È tutto pronto. Ma chi non è pronto ancora? Siamo noi,
che non siamo pronti. Glória al Signore. Quando Gesù comincia a pubblicizzare il suo regno, quando Gesù comincia a trasmettere il suo regno tramite le sue parole, noi capiamo che il regno di Dio viene da seguire gli insegnamenti di Gesù. E dove inizia tutto? Quando Gesù nasce, sì, ma lui comincia lì nei sermoni della montagna con un bellissimo discorso di un vero giudeo che conosceva la parola e che è la parola. Quando lui trasmette quello testo del sermone della montagna, lui fa confronto con tutto ciò che i giudei avevano imparato, perché loro avevano imparato a giudicare. Ma il principio del regno di Dio è amore. Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito per chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. L'amore genera la giustizia di Dio. Chi può dire amen? L'amore di Dio genera la sua giustizia nella nostra vita. Quando noi riceviamo suo amore, allora viviamo la giustizia di Dio, ossia, per amore non saremo condannati. Riceviamo Gesù, che è l'offerta d'amore di Dio. Quando noi accettiamo Gesù, facciamo il percorso che abbiamo imparato: salvezza, perdono, no? La salvezza con il perdono, la giustificazione, la santificazione, la rigenerazione, e ci sarà anche la glorificazione. Saremo tutti glorificati. Non è che riceveremo gloria, saremo trasformati. Questa trasformazione sarà di gloria, perché per ora siamo militanti e dobbiamo fare attenzione, perché mentre militiamo possiamo morire qua, sì o no? Possiamo perire qui, ma se noi saremo con il Signore, anche se saremo colpiti dalla morte, non verremo ridotti né distrutti dalla morte. Amen? Perché saremo trasformati, risuscitati, come la parola ci garantisce. Però volevo menzionare oggi, quando molte persone si preoccupano di come sarà la fine, quando l'interesse di Gesù non era di risvegliare le persone a ciò che succederà, ma Gesù voleva risvegliare le persone a ciò che come loro devono comportarsi. Perché Gesù, mi permettete, non sta interessato in ciò che sta succedendo nel mondo, di fatto, come le persone pensano. Ma sarà che Gesù non sta vedendo tutte queste cose, tutta questa guerra, tutte queste confusioni? Sì, lo sta vedendo, e lui stesso ha profetizzato questo, ha annunziato questo, che nella fine ci saranno guerre, rumori di guerra e tutto quanto stiamo vivendo. Sì o no? Però l'interesse di Gesù è che noi, i suoi seguaci, siamo pronti ad affrontare qualsiasi tempo. Amen? Qualsiasi tempo. Quando Gesù nel capitolo 24 esce dal Tempio, noi capiamo subito che era un giorno di sabato, perché nessuno andava al Tempio in altri giorni se non di sabato, e lì era giorno di sabato. Interessante è che quando finisce tutta la cerimonia del Shabbat, lui segue al Monte dell'Oliva, ma prima di
continuare il percorso, i suoi discepoli si avvicinano e lo domandano e lo fanno vedere gli edifici del Tempio. Gli edifici del Tempio, cosa significava per i giudei? Orgoglio. Perché? Perché il Tempio di Dio è a Gerusalemme, capito? Quindi è come se loro avessero un amuleto, una protezione, una sicurezza. Loro stavano facendo Gesù vedere la loro sicurezza, come se Gesù non fosse lì, o come se Gesù non fosse sufficiente. E Gesù, di quel momento, comincia il suo discorso profetico. Perché se noi vogliamo arrivare alla fine, dobbiamo fare come la parola dice agli Ebrei, capitolo 11, versetto 1 e 2. Avere una fede e tenere gli occhi fissi su Gesù. Se noi non abbiamo una fede concreta in Lui, noi saremo diroccati come il Tempio di Gerusalemme. C'è il Tempio? C'è il Tempio? Cosa è successo col Tempio? Distrutto, non c'è. Ma loro pensavano che quel Tempio un giorno verrebbe distrutto? No. Perché molte volte nella nostra vita noi non ci crediamo alla nostra fallibilità. Pensiamo che siamo per sempre, eterni, ma noi siamo perpetui. Chi è eterno è Dio. Lui si è eterno perché non è stato fatto da nessuno e sarà per sempre. Lui era, è e sempre sarà. Alleluia. Ma noi no. Chi era? Nessuno qui era. Magari siamo, e io uso anche un'altra espressione, stiamo. Perché uno che può dire chi sia è uno che non sarà mai rimovibile. Esiste un umano rimovibile? Esiste? Gesù voleva fare capire ai suoi discepoli che il sentimento giudaico non poteva riempire i loro cuori, non poteva portargli garanzia. Loro dovevano spogliarsi di quel sentimento. Molte volte noi abbiamo un sentimento che ci dà una tranquillità per una cosa. Noi mettiamo un sentimento su una cosa. Un giorno stavo sentendo un uomo che è successo una situazione con sua sposa, fra loro, e lui dice: io ho pensato di fare questo, perché è meglio morire di che vivere senza di lei. Io non sono a favore che nessuno si lasci. No. Chi si sposa deve vivere per sempre. Porta la tua croce. Mia croce è fiorita e profumata. Un bacio a lei. Però quella persona diceva: è la mia fine se lei mi lascia. È una persona che non è in Cristo. Perché il giusto non è che lei lo lasci, come è giusto che noi
non si ammalassimo, no? Sarebbe ottimo, perfetto che le cose difficili non succedessero nella nostra vita, ma succedono. Loro non sapevano che quel tempio verrebbe distrutto e Gesù stava dicendo: guarda che questo verrà distrutto e non rimarrà pietra su pietra che non venga diroccata. E quando succederà, voi come rimarrete? Abbattuti, sperduti, tristi, senza voglia di vivere. Perché? Se questo tempio, se si può fare un altro tempio, ho imparato nella vita che gli anelli si vanno, ma cosa importa? Gli anelli o le dita? Molte volte noi stiamo dando enfasi a ciò che è materiale, fisico, umano di questo mondo. Quando Gesù è così vicino a noi e vuole insegnarci che i tempi verranno, ma noi saremo con Lui come Lui sarà con noi. Se saremo con Lui, Lui sarà con noi. In un'altra prospettiva di analisi di questo testo, io ho visto in quell'epoca il giudaismo era molto forte e i giudei hanno un segreto con Dio che tocca a loro e a Dio. Noi siamo gentili, seguiamo la strada e un giorno ci incontreremo, sì o no? E per causa di questo velo noi siamo entrati. Per causa del loro velo noi siamo entrati. Se non fosse questo velo non eravamo entrati, ma per la durezza del cuore si è aperta questa porta per noi e noi siamo entrati e rimarremo in questa porta. Ma lasciamo loro e seguiamo la strada. Pensando agli edifici, portando ai giorni di oggi, per la nostra vita, quante volte, fratelli, noi rimettiamo la nostra fiducia, la nostra forza in un ministero, in un pastore, in un uomo, in una struttura. Dicevo proprio ieri a Scandici che ci sono persone che non vogliono fare parte di una missione così semplice, no? Perché vogliono vedere delle attrazioni, delle cose pronte che attirano, che coinvolge, che è più facile. E molte persone rimangono non per il contenuto, ma rimangono lì per la prospettiva visuale. Ma abbiamo imparato nell'antico quando Dio ha detto a Samuele: tu vedi fuori, ma io invece vedo dentro. Stiamo vivendo in una società come quella che la nostra analisi e il nostro giudizio su una cosa buona non è più il contenuto, ma sì il visuale. Persone tristi che mettono una foto sorridendo, persone che vivono nello sbaglio, che promuovono lezioni di autoaiuto agli altri, di come vivere così, una febbre, diciamo, una febbre, è come un virus di contagio questa questione di oggi tutte le persone o è un coaching o è un profissionista, un psicanalista,
studia 2 anni, è un psicoanalista. Fa un corso che non sappiamo nemmeno. Oh Dio, misericordia. Sa perché esistono queste persone? Perché il nostro livello di esigenza è calato. Noi stiamo mangiando tutto. Siamo soddisfatti di tutto. Andiamo a leggere la parola. Apocalisse. Capitolo 2, versetto 1, dice la parola: all'angelo della chiesa di Efeso scrive queste cose. Dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono. Che si chiamano apostoli. Ci sono un sacco, no? Adesso? Ma non lo sono. E che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma io ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Nomi, nomina, spettacolo, ma spento perché Dio non c'è. E se Dio non c'è, il candelabro può essere anche un bello candelabro d'oro, ma spento di che serve? Sì o no? Ah, ma io ho un po' di fuoco, ma non basta fuoco, deve avere olio. Interessante che il candelabro che la parola parla qui è lo stesso riferimento del candelabro dell'antico, che era di oro sbattuto in un pezzo intero, con un tubo all'interno, fatto già nel suo modello. Non è come compriamo su Amazon, che viene tutto smontato e noi inrocchiamo e così avvitiamo e è pronto. No, quello doveva essere fatto in un unico pezzo, intero. Perché le cose di Dio ci vuole fatica, impegno, costanza. Mi ricordo di una sorella che mi insegnava la Bibbia e lei diceva: Victor, io tante volte di notte mi sveglio perché è l'unica ora che ho per studiare, perché di giorno non posso, che c'è un bambino, c'è il nipote, c'è il marito, c'è quello, e non ho tempo, ma mi sveglio la notte per leggere e mi viene quel combattimento e i miei occhi bruciano, ma io chiedo al Signore, resisto, sto leggendo la Bibbia e devo leggerla. Se noi vogliamo potenza, ci vuole fatica, impegno. Se noi vogliamo teoria, compriamo un corso online e facciamo quando vogliamo. I discepoli che guardavano una struttura. Ci sono persone che só sono credenti per causa della struttura. E se la struttura fallisce, se il pastore cade, che fai tu? Ah, non, se succede, io me ne vado. E dove vai? No, io cercherò un'altra. Ma ascolta,
Io faccio parte di una chiesa há più di 20 anni, quest'unica chiesa. È morto già tanti pastori e presidenti, e ora c'è questo che è il mio pastore Roberto. Ma la chiesa non è su di lui, non è edificata in lui. Lui fa parte della chiesa. Se lui, che Dio lo liberi di questo, se succederà qualcosa con lui, che non succederà nel nome di Gesù, la chiesa continua, i ministri continuano, noi continuiamo. Perché io sono stato chiamato per servire il Signore. Era questo che Gesù voleva dire: guarda che questi edifici verranno giù, sono fallibili, ma che la tua fede, il tuo sguardo non sia su questi edifici, sulla struttura, su un pastore che fallisce, che sbaglia, che si dimentica, che passa da te e non ti saluta, come oggi o Wallace è venuto e ha fatto la raccolta, io non l'ho salutato, dopo ho detto: vieni qua, salutami perché non ti ho salutato, scusami. Perché falliamo, siamo deboli, non ci accorgiamo. Fratelli, questo è carne. L'unico qui che è grande, Signore eterno, è Lui. Più avanti lui parla non solo degli edifici, lui continua e la parola dice che in quel mesotermine, dopo che lui parla degli edifici, lui segue al Monte dell'Oliva, ossia lui dà un esempio, perché Monte dell'Oliva significa preghiera. Gesù stava dando di un modo metaforico un insegnamento dicendo: guarda che la vostra fede non deve essere sugli edifici e la vostra vita deve essere una vita di preghiera, perché la preghiera è dove noi troviamo, fratelli, forza, equilibrio. Dobbiamo esercitare la preghiera, perché nella preghiera noi è come se c'è, diciamo, una locandina da attaccare sulla parete. La preghiera è come fosse la colla che attacca la locandina nella parete, perché la trasformazione non viene dalla preghiera, viene dalla parola, ma la preghiera fa la parola essere stampata in noi, capito? Fare parte della nostra vita, come noi e la parola, una cosa sola, la preghiera. Chi legge non prega, conosce ma non sente, non sfrutta della parola. Chi legge e non prega, conosce ma non sfrutta. Tu conosci quella frutta? Carambola? No? Hai mangiato in Brasile, no? Ma c'è un frutto che uno può conoscere, un frutto che tu conosci in Brasile che non... ma mango tu hai già mangiato. Ananas. Allora, l'ananas tu conosci, ma non hai un'abitudine di mangiarlo tanto. Mango non hai un'abitudine di mangiarlo come è lì. Ma la preghiera è come fosse l'aereo che tu prendi per andare in Brasile e mangiare quello mango. Perché noi preghiamo la parola. La nostra preghiera deve essere la parola di Dio. Signore, la tua parola dice così. La tua parola, Signore, mi garantisce così. La tua parola mi prometti così. La tua parola mi garantisce così. La tua parola dice che io devo essere così. La tua parola dice che il tuo spirito fa così. La tua parola dice che tu hai riservato così. Quando noi preghiamo, Dio ci trasporta a vivere questa parola.
La preghiera è il mezzo di trasporto che ci porta a vivere questa parola. Quindi Gesù porta ao Monte dell'Ulivo. Ulivo! Chi non piace un olio buono, novo? Ma quando arriva lì, Gesù fa un alerta su falsi profeti. Fratelli, nós stiamo vivendo um vento di gente che questi giorni mi ha telefonato una persona e ha detto: ma perché io sto cercando un posto per affittare, perché voglio fare una conferenza profetica. Ho detto: qual è la tua chiesa? Non sai, io sono qui in Italia ma non ho una chiesa, io congrego online con una persona in Brasile. Chi è il tuo pastore? No, lui non è pastore, lui è un apostolo e lui lavora con questo ministero personale, lui cura ogni persona particolarmente, con un incontro settimanale particolarmente. E la mano là, i piedi di là, la testa di là, gli occhi di là. Fratelli, mi dite una cosa, in cielo come saremo, separati o uniti? Mangeremo in tavoli diversi o in un unico tavolo? Leggiamo la parola. Apocalisse capítulo 2 ancora. Capítulo 2, versetto 12. Chiesa di Pergamo. All'angelo della chiesa di Pergamo scrive queste cose, dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io conosco le tue opere dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone, che fu ucciso fra voi. Là dove Satana abita, ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Alleluia. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di te, contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Fratelli, Pergamo era un posto dove c'era un tribunale. In questo tribunale romano le persone venivano avanti e dovevano negare Cristo, il loro cristianesimo, la loro fede. Negando la loro fede, il giudice di quel tribunale, come era di abitudine, dava una pietra con un nome scritto, un nuovo nome a quella persona. Ossia, se io mi chiamo Giovanni, che è un nome biblico, loro mi davano un nome pagano, come hanno dato a Daniele, a Mesaque, Sadraque e Abednego. Però quella pietra significava un permesso di vita. Se tu ricevi questa pietra, tu vivrai, perché tu hai rinnegato la tua fede, adesso tu sei
um cittadino, uma pessoa romana, perché adesso tuo nome sarà un nome pagano. E così tu potrai vivere. Comunque tu sarai schiavo. Perché quella persona non è che stava libera. L'unica libertà che era di vivere. Ma vivere nella schiavitù. Quelli che non rinnegavano venivano non solo uccisi, ma castigati. Era una morte dolente, si dice dolente? Con molto dolore, sofferenti. Non era che loro tagliavano la testa e basta, no. Cominciava il castigo finché la persona rinnegasse la sua fede. Ma Gesù qua, nel tribunale, dice che come Agripa, la mia fedele testemunha, continuate voi, rimanete voi fedeli. E ci sono persone in questo tempo si inchinando alle dottrine, come Gesù ha detto, alle dottrine di Balaam, dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli di Israele. Sa qual è questa dottrina? Quello che la parola dice. Leggiamo Galate capitolo 5. Vediamo qual è questa dottrina. Alleluia. Tu sei grande, Gesù. Capítulo 5, versetto 19. Ó la dottrina qual è? Ora le opere della carne sono manifeste, e sono adultério, fornicazione, impurità, dissolutezza. Oggi nessuno parla più di queste cose. No, è normale che le persone convivono. Ci sono anche pastori che hanno la loro compagna, non è moglie, è la compagna. Mi dispiace, vergogna. È giovane in chiesa che qui in Italia è così, questa abitudine che il figlio va a dormire nella casa del suo fidanzato. Il fidanzato va a dormire a casa della ragazza. E i genitori credenti, venga, stia qua, perché qua è normale. Ó dottrina. La dottrina della carne. E per questo la Chiesa c'è l'assenza di potenza, perché dove c'è peccato non c'è potenza di Dio. Dove c'è peccato non c'è salvezza. Dove c'è peccato non c'è battesimo nello Spirito Santo. Dove c'è peccato non c'è guarigione. E quando si parla di peccato? Mai. Perché peccato svuota la Chiesa. Parlare di peccato svuota la Chiesa. Ma la mia parola, la mia Bibbia dice, la parola di Dio dice che peccato è peccato. E Paolo scrive ai Romani capitolo 6 che lo stipendio del peccato è la morte. La Chiesa morta. È come Gesù stava paragonando quegli uomini che rinnegavano la fede e ricevevano una pietra del giudice di Pergamo, gli dando sentenza di vita, come se quello non fosse niente. Per Gesù quella vita non valeva niente, perché era una vita senza valore. Di che vale vivere
essendo morto. Vivere qua, sono vivo qui sulla terra, ma nella fine tu sarai vivo o morto. Quindi quegli uomini ricevevano una pietra con la sentenza di vita, tu puoi vivere, ma tu non hai più, tuo nome non è più questo, tuo nome sarà questo. Ossia, il nome è una identità. Ossia, Satana vuole inserire in noi un modello. Ma la Chiesa, per arrivare alla fine e per vincere la fine dei tempi, non può accettare il modello di Satana. No. Non si parla più di queste cose, ma vediamo qual è la dottrina di Balaam, che faceva inciampare gli altri. A volte noi diciamo, ma ho peccato io, ma tu non sei nel corpo di Cristo? Tu non sei membro della Chiesa? E vieni nella domenica, prendi la Santa Cena, non ho chiesto perdono al Signore. E la Chiesa? E i fratelli? Tu sei innestato alla vite, ma questa vite ci sono altri rami, e che tu fai parte di questa vite. Se tu fai parte di questa vite, tu fai parte insieme con questi rami. E molte volte arriva la domenica, dalla Santa Cena, prende la Santa Cálice del Signore. Perché ho chiesto perdono al Signore. Hai chiesto perdono al Signore? Amém. Se sei ravveduto, e la Chiesa? Tu hai chiesto perdono alla Chiesa? Perché il peccato non fa inciampare solo uno, fa inciampare altri. La persona che tutta la vita era in quella situazione, in quella condizione di vita, parlando male, condividendo contese, pettegolesi, tante cose, prostituzione, una vita irregolare secondo la parola, pensando che sta facendo male solo a sé. No, tu sei un peso nella Chiesa, e questo peso deve essere alleggerito. Tu non puoi fare questa barca affondare. Giona ha detto, se volete salvare la vostra vita, mi buttate. Giona ha ammesso, no? Lui ha ammesso la sua situazione, la sua condizione di disobbedienza. E ci sono persone facendo solo peso nella barca, perché non è in Cristo. Está seguendo la doutrina de Balaão. De Nicolaiti. Terribile questa. Una fa inciampare tutti. E questa è come Salmo 1. Salmo 1 dice che beato l'uomo che teme al Signore, ma parla di tre tipi. Parla di tre condizioni. Uno che ascolta, dà ascolto a consiglio, un altro che si ferma e un altro che si sede. È terribile, perché noi come corpo di Cristo, come discepoli di Gesù, per questa fine, fratelli, che è dove Gesù si concentra, dove Gesù vuole, a volte noi pensiamo la fine come un sollevo, ma no. Quando stiamo tenendo una corda per molto tempo, facendo tipo un esercizio, quando manca pochi minuti per finire, sembrano i minuti più lunghi, sì o no? Più difficili, sì o no? Per questo la parola dice che meglio non è iniziare, è finire. Meglio di cominciare è finire. Meglio dell'inizio delle cose alla fine di tutte le cose. È meglio, ma non vuol dire che sarà leggero. E Gesù ci stava preparando, dicendo,
Voi state cercando cosa succederà, ma io sto cercando di prepararvi per qualsiasi cosa che succederà, per resistere, perché voi potete resistere. E nel Monte dell'Oliva, che lui indicava di modo simbolico la preghiera, lui diceva: l'unico modo che voi resisterete a questi falsi insegnamenti e non darete apertura a questa falsa dottrina è se voi state in me, come lui ha detto, il tempio, è lui la roccia, è lui la base, non tempio, e se voi continuate una vita spirituale di preghiera. E non verremo confusi. No, non verremo confusi. Perché siamo in preghiera. Ah, ma tu stai vedendo questo? No, guarda. Io questa storia non voglio sapere. Hai saputo? No, grazie, io non mi interessa questo discorso. Paolo ancora dice, leggete ancora con me, Galata 5, non solo i peccati carnali, ma anche ci sono altri. Lui dice, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia. Vedete che idolatria e stregoneria fa parte dello stesso livello di inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sete, invidie, omicidi. Vedete com'è? Dov'è il gruppo, questo gruppo di opera della carne, di opere della carne? A volte noi diciamo, ma questi uomini idolatri, e noi nello stesso livello, perché non siamo idolatri, ma molte volte pettegoli, chiacchieroni. Supportate. Perché i Nicolaiti cosa facevano? Balaam cosa faceva? Ingannava il popolo di Israele dicendo, dà loro da mangiare carne degli idoli perché loro inciampino. E noi condividendo carne di idolo, perché chiacchiere, contese, pettegoli, inimicizie, fa tutto parte di questo livello di idolatria. Noi non condividiamo gli idoli, ma condividiamo lo stesso livello di peccato. E Dio ci guardando dicendo, cerca di avere pace con tutti. Finisco perché non c'è più tempo. Ho ricevuto una telefonata ieri di una persona che voleva un consiglio da Brasília e diceva, pastore, io sto affrontando un problema così. Io ho 3 opzioni. Ho detto, quali sono le 3 opzioni? Un'opzione è andare via. La seconda è combattere. E la terza, io ho detto, e la terza, e lui l'ha lasciato per l'ultimo. E la terza è perdonare. Ho detto, è questa. Perché sa dove finisce il male? Dove c'è il bene. Il male finisce dove c'è il bene. Può girare dappertutto, ma quando arriva in te, finisce lì.
bussa a tutte le porte, entra dentro delle case, e abbiamo visto e vediamo sempre, costantemente, Satana sta operando sempre così. È questa stessa strategia sua. Bussa alle porte, entra nelle case, raffredda i cuori, genera quel movimento, raffredda tutti, allontana tutti, divide il corpo e è fatto la sua opera. È così o no? Ma sa quando finirà questo? Quando arriverà in me. Sa perché? Io ti sto dicendo in me perché tu dica in me, perché io sono pronto a finire. Io sono pronto a mettere fine in queste opere, perché il male finisce dove trova il bene. Ah, perché questo bambino, ma io lo voglio tanto bene. Qual era il male? Era la spada di Dio venendo distruggendo tutti, perché il peccato dell'uomo ha causato la morte. Era la spada della giustizia di Dio. Ma dove si è fermata la spada? Nell'amore. Chi ama non critica, corregge, insegna, cura, vuole stare insieme, non desiste, non invidia, si rallegra, fa festa, celebra insieme. Se non ci sono queste cose, fratelli, non è cristianesimo, è un insieme di gente che non ha di che fare e si sta occupando di cose spirituali, di cose teoriche, non della potenza di Dio. Perché la potenza di Dio, Paolo ha detto, il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque credi, prima del giudeo, dopo del greco. Ossia, non divide, metti insieme, metti giù le divisioni. La fine sarà queste divisioni. E noi, fratelli, stiamo affrontando un attacco. 3 prospettive di questa parola. Gesù promette per la fine, dove le persone saranno affidabili alle strutture. Stiamo vedendo questo, sì o no? La struttura che attira, il modo che il pastore predica, e ora ognuno con il suo microfono così, con il suo tablet. Quello è chic. Non ho niente contro questo, se avesse, non so se usavo. Mi piace la Bibbia, no? Ma questo attira. Mettiamo qua una parete nera, facciamo le luci e cambiamo sistema, e così portiamo persone a uno stile diverso. Non è stile che cambierà, non è modello che cambierà, la dottrina che gli apostoli hanno fondamentate, e sono loro gli apostoli, non ci sono altri e non ci saranno altri, perché loro sono fondatori della dottrina tramite lo Spirito Santo. Chi si dice apostolo non è un che apre chiesa, no, è chi fonda dottrina, e la parola dice che nessuna dottrina ci sarà, perché è tutta qui. Vedete come sciogli tutte queste storie di belli nomi, perché mi stanno chiamando apostolo, mi stanno chiamando ora dottore. I ministeri dopo studiamo, abbiamo già parlato, ma possiamo studiare di nuovo. Ma noi non possiamo stare su una struttura, su una persona. Noi non possiamo stare in una vita normale. Gesù ha detto, dobbiamo continuare. Dopo il Tempio, dopo
questo dobbiamo continuare una vita di preghiera spirituale. Non è essere spirituale solo nel tempio, è essere spirituale in casa, è essere spirituale nel lavoro. Per caso vorrei domandarti, nel tuo lavoro i tuoi amici sanno che tu sei un cristiano? Come ti trattano, come ti rispettano? Come uno qualsiasi o come un uomo di Dio? Come una donna di Dio? Perché ci sono molti agenti 007, no? Che nella chiesa è potenza, ma quando esce dalla chiesa cambia vestito, cambia tutto. Parla parolacce, una bocca sporca. Non può vedere, non può una donna passare davanti che guarda. Tu vuoi arrivare alla fine, ma non hai passato negli insegnamenti di Gesù. Come stai pensando alla fine? Lava il tuo vestito nel sangue dell'agnello. Perché in quel giorno noi entreremo, ma con vestito nuovo, con questo vecchio no. Quindi una vita di preghiera spirituale, una vita. Dopo Gesù parla di una prospettiva generale del mondo, guerra, rumore, difficoltà. E ci sono molte persone che stanno vivendo un raffreddamento spirituale perché stanno guardando molto la notizia. Fratelli, io ho visto tanti credenti mollare nella fede nella pandemia. Uma paura. Grazie a Dio che è passato e Dio ti ha dato una nuova opportunità. Io sono stato anche controllato dai credenti che dicevano che io ero un pastore irresponsabile perché aprivo la chiesa. Se tu vai venire, vieni. Se tu non vai venire, stai a casa. Se tu hai paura, stai a casa. Io sono credente per vivere e sono credente per morire. Se vivo, vivo per la gloria di Dio. E se muoio, muoio per la gloria di Dio. Però dire questo oggi è facile, che non c'è niente in corso. Ma vai dire questo nella linea di guerra. Ai missionari che sono in Ucraina, che sono nella striscia di Gaza. Vai dire a loro che tornino. Sa cosa diranno? La mia chiamata è qui per vivere e per morire. Dio ti sta preparando non per un ciuccio dolce che ti darà. Dio ti sta preparando per vivere in eternità con Lui. Tu non puoi essere un credente superfluo, superficiale, che non sopporti niente e vuole pure essere un operaio, un servitore del Signore. Come? Che nemmeno un credente forte tu sei. Tu hai bisogno di fortificarsi nel Signore. Ci sono molte persone che vogliono impegnarsi nell'opera del Signore. Ma come noi daremo responsabilità importanti spirituali a chi non è spirituale? Non si può. Non è una questione di pastore stare... No, non è una questione di rifiuto, né una questione di giudizio, è una questione biblica. Gesù ha detto, Atti degli Apostoli capitolo 1, sta scritto, rimanete in Gerusalemme, finché di lassù venite rivestiti di potenza per fare l'opera di Dio. Cosa ha bisogno? Potenza. Buona volontà no. Buona volontà si fa nella Caritas. Buona volontà si fa tu lavori in un'associazione, ci sono tante persone di buona volontà, no? Brave, ma quest'opera qua, buona volontà non è sufficiente.
ci vuole potenza, e Dio sta scotendo la Chiesa, il suo popolo, per cercare questa potenza. Allora non importerà se sarà la fine, se sarà l'inizio, se sarà il mezzo, noi saremo lì saldi con il Signore e diremo: Signore, fino alla fine, finché tu tornerai, io sarò qui. Non importa se questo pastore inciampi, se questa Chiesa succede così, se succede cos'ha, se un fratello cade, se 1000 cadono alla mia destra, 10.000 alla mia sinistra, ma io non mi abbatterò, rimarrò saldo. Finisco con la parola di São Paulo ai Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versetto 58. Pertanto, miei cari fratelli, siate saldi, costanti e abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non sarà vana nel Signore. Sa chi ti sta vedendo? Sa chi sta vedendo la tua fatica? Lui vede e considera e agisce. E a volte noi non sappiamo, ma guarda che ho ricevuto, guarda. Ma Dio considera la tua fatica. Mettiamoci in piedi, che Dio ci benedica. È un sacrificio venire allo studio biblico. Stanchi siamo, sacrificio. Ma vale la pena. Vale la pena. Abbiamo bisogno di perseverare nelle cose spirituali. Amen? Glória a Dio. Che Dio vi benedica. Non parlerò più perché l'ora è già andata. Vorrei invitare il fratello Thales per fare questa preghiera, ringraziando Dio per questa parola. Che Dio benedica tutti i miei fratelli che ci vedono su internet. Condividete la parola, lasciate il vostro mi piace e mandate a qualcuno che ha bisogno di sentire una parola di Dio. E venite a trovarci e partecipare con noi di un culto. Dio vi benedica. Pace a tutti. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença que estamos nesta noite, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações, que nos confronta, que tira-nos da zona de conforto, que nos desperta, Senhor amado. Ó Deus Santo e Eterno, que possamos, Senhor, estar atento e guardarmos a Tua palavra, Senhor, pois é guardamos a Tua palavra que nós nos renovamos, Senhor, é guardando a Tua palavra, Senhor, que perseveramos em Ti. Deus eterno, continua abençoando toda a Tua igreja, Senhor, e nós te pedimos, renova-nos a cada dia, restaura nossas forças, nos dá livramento, Senhor, nos leva em paz para nossos lares, Senhor, nos dá logo mais um sono restaurador para a glória do Teu nome e uma semana abençoada na Tua presença. É o que eu te peço nesta noite e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.